Tutto cominciò qui, in questo punto, più o meno, insomma, fra l'isoletta di Megalide e la rupe del Monte Echia. Era il posto ideale per un insediamento abitativo e lo capirono subito pure i primi greci che 2700-2800 anni fa, mo secolo più, secolo meno, insomma, non facciamo i cavillosi, arrivano in questo posto. Il posto era magnifico, insomma, ci sta il golfo, c'è il Vesuvio, non aveva ancora questa forma, non c'era ancora il Castello dell'Ovo naturalmente, ma ci sono tutti i requisiti per fare un primo insediamento abitativo. I greci che fondano Partenope venivano dal nord, venivano da Cuma, insomma Cuma, Bacole, quella zona là, insomma, sempre nord rispetto a Napoli, arrivano via mare, vedono questo golfo meraviglioso e decidono di fare qui il primo insediamento abitativo. Voi direte, vabbè, ma vengono da Cuma, scusa, ma non potevano più comodamente prendere la Cumana per arrivare qui a Napoli Centro? In realtà la Cumana quel giorno era in sciopero, ecco perché loro vennero via mare. Dopo questa sciocchezza, i greci in realtà lasciano delle tracce straordinarie nella storia, nella lingua, nella cultura del popolo napoletano, ma anche gastronomiche. Per esempio, io sono convinto che quel giorno arrivavano quei pentoloni per friggere, quei padelloni. Loro friggevano gli struggolos, che erano delle palline di acqua e frumento che farcivano col miele. Siamo davanti all'antesignani degli struffoli che mangiamo ogni Natale. Ci portano la lingua, acre sommolo, onzalanut, laccia, avas Nicola, ci portano la gestualità. Sì, secondo alcuni studiosi noi gesticoliamo tanto, ecco, la mano a fazzoletto e chi chiede qualche cosa, e somigliano molto ai gesti che sono riprodotti sui vasi greci. Un altro pezzo dell'eredità che ci lasciano i greci, ma loro gettano le fondamenta della dieta mediterranea. La triade mediterranea, frumento, vino e olio, la gettano i primi greci fondatori di Partenope. E questo primo nucleo abitativo fu chiamato Partenope, perché la leggenda voleva che su quest'isoletta ci fosse la tomba della sirena Partenope. La leggenda omerica è nota, le sirene erano tre. Ligeia, Leucosia, Partenope. Provano a sedurre Ulisse, il bel viaggiatore che torna verso la madre patria, ma lui era stato messo sull'avviso dalla maga Circe. Fatto attaccare all'albero, resiste alla tentazione delle sirene. E fu così che loro deluse si gettano a mare, ma il mare le restituisce alla terraferma creando queste isolette. E quindi qui c'era la tomba della sirena Partenope, ed ecco perché poi, come dice Totò, insomma, noi siamo partenopei e parte napoletani. Vabbè, voi direte, ma io sta storia l'ho sentita in tutte le isole del Mediterraneo, dove vai, che ne so, vai a Positano, Ligalliso, le isole delle Sirene, vai in Grecia, tutte le isole rivendicano di essere l'isola delle Sirene, eppure noi in Miesallato, anche noi rivendichiamo di essere l'isola della Sirena, ma noi abbiamo degli elementi a sostegno, ci sono prove documentali, le posso esibire su richiesta. Io ho il certificato di residenza della signora Partenope Sirena, sarà un caso, abitava esattamente qua. Siamo in grado addirittura di provare, e lo farò se mi provocate, che le sirene provarono a sedurre Ulisse, sapete come? Cantando una canzone napoletana. Sì, perché voi sapete, le sirene provano a sedurre il bel viaggiatore con il loro canto, con la loro voce. Non lo fanno come avrebbe fatto una donna qualunque, magari col proprio corpo, lo fanno con la voce. Ma questa è un'altra traccia fondamentale, che questo significa che, come devo dire, il seme, il germoglio della canzone napoletana, il fatto che Napoli sarebbe diventata la patria della canzone italiana, della canzone napoletana, che a Napoli sarebbe sarebbe nato un genere musicale di importanza colossale, quale il canto napoletano, la musica napoletana, era scritto fin dal momento della fondazione, in quel tentativo di seduzione che fanno le sirene con il loro canto. Vabbè, alla fine ve la volevo far conoscere, abbiamo parlato tanto di lei, è lei la sirena Partenope. Sì, questa donna che appunto è una figura mitologica, metà donna e metà uccello nella cultura greca, diventerà metà pesce nella cultura romana. Qui alla fontana di Spinacorona, con il latte dei suoi seni, spegne i fuochi dell'incendio, insomma, dell'incendio vesuviano. Insomma, la nostra sirena ha sempre difeso la città di Napoli. E dopo l'insediamento abitativo sull'isoletta di Megaride, che si chiamò Partenope in omaggio alla tomba di lei,
qualche secolo dopo i greci decidono di spostarsi e di creare un nuovo insediamento abitativo più o meno nella zona del centro storico attuale, grosso modo dove siamo ora, nella zona del Rettifilo Spinacorona, ma un po' più in alto, nella zona di Capo Napoli, dove è Sant'Anilla a Capo Napoli. Ma lei è sempre qui a custodire la Paleopolis, a custodire la nuova città. Però in fondo a questo punto, se noi ci pensiamo, tutto questo è nato per un palo, per una delusione amorosa. La Sirena Partenope aveva provato a sedurre Ulisse, non c'era riuscita, aveva pigliato un bel palo e i greci fonderanno questo primo nucleo abitativo chiamandolo Partenope in omaggio a lei. Allora questo vuol dire che i pali a volte fanno bene, a volte i pali fanno delle cose buone. È un messaggio che do ai giovani: i pali talvolta aiutano a maturare. Per una delusione amorosa è nata la città di Napoli.